da Bartali a Indurain a Froome, hanno tutti varcato la porta di questo negozio, quindi sono stato veramente privilegiato di condividere un'esperienza così. Dopo 70 anni il negozio Pinarello di Piazza del Grano chiude i battenti e cala il sipario su un pezzo di storia del ciclismo in città, vetrina mondiale di tour, giri, tappa di pellegrinaggi da tutto il mondo da quando la mitica maglia nera di Nani, era il 1951, è diventata la storia di un'impresa che ha portato il nome Pinarello nell'Olimpo della bici. Tutta l'attività si sposta a Villorba, scelta di marketing della nuova compagine, socio di maggioranza un fondo internazionale, ma in città oggi resta profonda tristezza. Lo storico responsabile del negozio Fabio Guglielmini alla vigilia della pensione è commosso. Stiamo raccogliendo tanto affetto dai nostri clienti che ci chiamano continuamente e attestati di stima e di affetto non mancano, insomma, dai. Un'uscita di scena triste ma non disperata. Ed in tanti oggi sono andati per l'ultima volta in negozio. Beh, è un negozio storico, per cui insomma in centro a Treviso è un dispiacere non vederlo più. A malincuore, esatto, sì, perché personalmente ho lavorato qua, quindi sento molto triste vedere questo chiudere, però se è stato deciso così immagino dovesse essere fatto, quindi. È un po' triste, se devo dire la verità, perché era un'istituzione. In chiusura anche magazzino e officina dove generazioni di trevigiani hanno portato le bici a riparare. Proprio un tempio del ciclismo e della riparazione del ciclismo, perché loro veramente mettono mano su tutto, qualsiasi cosa che altrove mi avevano detto no, assolutamente. Ecco qua invece si fa tutto. Venivo qua quando c'era suo papà che mi insegnava come si aggiustavano le biciclette, quindi per me è un punto di riferimento da sempre, proprio da quando sono nato. All'ora dell'aperitivo arriva in bici Fausto Pinarello con un gruppo d'amici ed il sindaco Conte che spera in una rinascita di questo spazio in centro città. Dovremo parlare con Fausto, ma insomma confido nel suo amore nei confronti del ciclismo e della città in modo particolare, perché uno spazio così nel cuore della città davvero può diventare un punto di attrazione anche culturale e sportivo. L'idea che si affaccia è quella di un museo della bicicletta. Un museo delle biciclette storiche del Ciclo Pinarello, sicuramente abbiamo tante vittorie, con 30 grandi giri vinti, abbiamo tutte le biciclette, non ultime quelle del Giro di Francia, quelle del Giro di Ganna, delle Olimpiadi, ritrovate, le bici rubate ritrovate, di Miguel e tutte Jan Hurri, che fino alla prima di Marino Basso, la prima vittoria del 66, e la Graziella del mio papà, perché no? È ancora qui.